Francesca, sei pronta? Sì, dai, siamo pronti ormai, manca pochissimo e è tutto a posto. Ma come si vivono queste ore? Sono ore impegnative, ma comunque belle, di preparazione, dove si rivive comunque una tradizione importante per Lavagna. L'onore è mio, decisamente, rappresentare la mia famiglia, rappresentare i miei antenati, soprattutto cercando di onorarli, di onorare questa discendenza. Non c'è nessun merito e anzi bisogna meritarselo. Antenati che arrivano dai Fieschi proprio. Sì, è in linea femminile. Credo che l'ultima Fieschi fosse mia quadrisnonna, non sono sicuro al 100%, non mi ricordo adesso la genealogia esatta, ma sì, siamo in tanti ovviamente. Io ho avuto l'onore personalmente quest'anno di fare. Siamo giunti alla 70ª edizione. Beh sì, insomma, tempo permettendo siamo pronti per celebrare nel miglior modo possibile questo 70°. Diciamo che anche perché il lavoro svolto è stato davvero tanto, sarà una festa ricca dal punto di vista ci saranno diversi gruppi di spettacolo che abbiamo invitato. Torneranno dopo diversi anni anche il gruppo storico Musici e Sbandieratori Borgo e Valle di Levanto, tanti spettacoli e avvicendamenti sul palco. Tra le novità quest'anno per il 70° la mostra. I Sestieri di Lavagna hanno scelto il Comune come sede importante, Palazzo Franzoni, per allestire un percorso storico, artistico, culturale di quelli che sono i 70 anni di una manifestazione che viene portata avanti con il cuore dai lavagnesi, ma soprattutto dai piccoli e dai grandi, un percorso storico che viene attraversato da dei pannelli, che viene seguito da dei pannelli che spiegano quella che è la storia e la cultura di una festa che viene portata avanti per tradizione appunto da 70 anni.